Buongiorno, riprendiamo il nostro tour nei mercati, certo, a sentire un po' com'è la situazione. Ovvio. Immagino che non sia cambiato niente rispetto a quest'estate. Da 3 mesi a questa parte qui la situazione continua a stagnare. È un ristagno che fa preoccupare un po' tutti noi come categoria, parlo. Perché la situazione, insomma, tante chiacchiere ma poi alla fine... Diciamo alla fine non c'è consumo, cioè la gente poi, clientela la vedi, ma il consumo non esiste, no? Cioè è sparito quello. Possiamo dire che la gente è un po' svogliata. Anche svogliata, perché il continuare reiterato di mesi e mesi e mesi sta cosa porta un po' a essere un po' tutti svogliati da quel punto di vista. Senta, quale ricetta lei proporrebbe per uscire da questo impasse? La ricetta, se l'avessi magari, problematica che da Roma e dintorni dovrebbero iniziare a dar più, non solo gli 80 euro, ma a incentivare maggiormente pensionati e categorie dove noi diciamo attingiamo il nostro valore, che possano venire fuori, tornare e cominciare un po' a spendere. Senta, perché andare al mercato? Ovviamente perché c'è gente ancora valida che viene qua a proporre certi articoli che in altre parti non trovi. E funzionano ancora questi momenti conviviali nei paesi? Sì, secondo me funzionano ancora, devono funzionare, specialmente se si concentra proprio nella piazza, nel centro, che secondo me deve funzionare. Senta, l'Agorà è il cuore pulsante dell'attività di qualsiasi paese, non solo friulano. Oddio, non saprei, sì, i mercati, poi bisognerebbe ritornare alle tradizioni, diciamo, culturali, feste, in costume, quelle cose lì che vanno benissimo e poi... Insomma, è pur dei idee, qualche doga la disvearsi, no? Perché la gente ha bisogno di tornare a riscopiarsi di sue tradizioni. Certo, bisogna ritornare sì e non dare forza alle feste, qualcuno le chiama sagre o come le vuole chiamare, però serve collaborazione da parte dei cittadini e non sempre criticare, lamentarsi e soprattutto rispetto per chi lavora, per chi si impegna. Senta, anche lei al mercato? Sì, sono al mercato a vedere l'andamento, qui l'andamento lento però. Sì, c'è un andamento molto lento, io non so cosa succede qui a Manzano, non so se è dappertutto, però c'è una stanca che veramente dà da pensare. Io mi auguro nel prossimo avvenire che si svegli un po' il lavoro, la gente che possa spendere, che possa comprare, che ritorni il giro degli affari, lavoro per i giovani e tutto questo. Ma adesso con Renzi va tutto bene, no? Con Renzi mi pare che siamo le solite, qui non cambia. Ma mi porti un bacione a Firenze? Io gli porto un bacione a Firenze, sì, però che stia là e le cose sono ben altre, sono problemi da risolvere subito. Insomma, meno chiacchiere e più fatti. Meno chiacchiere e più fatti, sì, più fatti veramente, perché seguendo anche ieri sera la trasmissione in televisione era dei momenti veramente che... Ma ormai in TV si parla solo, a livello nazionale si parla solo di gossip. Lo so, però bisogna risolvere, non parlare, tutta la gente parla, bisogna risolvere, questi sono i problemi che adesso sono urgenti per i giovani. Senta, da ex imprenditore, secondo lei, il suo reuma preferito, cosa le consiglio? Il mio reuma preferito, cosa le consiglio? Un reuma preferito, io vorrei rimanere sempre giovane, vorrei cantare, vorrei fare i complimenti alle belle donne e questa è la mia vita, perché nella mia vita ho cantato a 3.600 spose, io vorrei cantare ancora, non dico 3.000 ma ancora un 300 prima di smettere, insomma, no? Insomma, speriamo che ce la mandi buona. Veramente che ce la mandi buona. E che torni bel tempo come una volta, che i prodotti, le vendemmie vadano tutto bene, che ritorni il lavoro e continuare insomma a migliorare, non a peggiorare, perché noi la speranza è l'ultima a morire, noi siamo speranzosi. Ecco. Giornata bella, splendida, sole, sì. Autunno, sta di fatto che le foglie cadono. Ma c'è argomento.
Generale. Ormai qui non si sa più cosa raccontare, sembra che siamo come quei famosi dischi a 75 giri. E ormai dove siamo? Nella melma? No, dai, di avere fiducia e andare avanti, mai mollare, dice in Furlan. Sempre andare avanti. Guai a mollare, ben carattere e non vedi mollare. E poi il mercato è il momento anche per trovarsi con gli amici, non so. Beh, quella è una bella cosa. Si socializza, si parla. Almeno questo non ce lo tolgono. Beh, speriamo, dai, abbiamo solo quello.